La SEAP Dallicardillo Aragona vince e con merito lo scontro salvezza per 3-0 contro la Tenaglia Altino Volley. Il Sessetto di Aragona ha conquistato l'intera posta in palio al termine di una partita emozionante e bella, grazie a un gioco efficiente e produttivo e una grande concentrazione nei momenti cruciali della partita. Il primo e il terzo set equilibrati, il secondo set dominato dall'inizio alla fine dalla brava Caracuta, la migliore del match, e le compagne. L'Aragona ha giocato da squadra mettendo in mostra un'ottima ricezione, battute efficaci e un muro insuperabile per le avversarie. Sentiamo i coach. Diciamo una bella vittoria per i 3 punti, ma non per il bel gioco. Non siamo rimasti come i livelli standard dell'ultimo periodo, dove anche in allenamento facevamo belle cose. Oggi forse, data la posta in palio, la tensione era alta e quindi gli errori tanti. Poi c'è chi lo chiama alibi, ma giocare contro 7, cioè giocare anche contro il sole, si rischia proprio di perdere una partita, perché nei palazzetti moderni il sole non dovrebbe esserci. Le cose belle, le cose positive di questa partita? Ma diciamo, Muro ha funzionato abbastanza bene, a tratti ne abbiamo fatti 9, potevano essere di più perché abbiamo subito certi mani fuori, quindi a livello tecnico abbiamo gestito male in alcuni frangenti, soprattutto contro l'opposta, Cavalenca. E poi abbiamo recuperato situazioni difficili nel primo e nel terzo set, quindi diciamo che non demordere è stata una buona arma. Credo sia mancata un po' di lucidità nei momenti che contavano, perché sia nel primo che nel terzo set siamo sempre stati in vantaggio, poi nei momenti caldi della partita qualche errore di troppo. Come costruire la salvezza dell'Altino? Con un po' più di consapevolezza, nel senso che poi quando si continua a perdere è chiaro che giocarsi momenti importanti è difficile, quando si arriva su quei punteggi bisogna avere un po' più di coraggio e spregiudicatezza un po' in tutti i reparti. Oggi cosa ha fatto la differenza? Ma te l'ho detto, credo la capacità di vincere che ha avuto Aragona rispetto a noi, che ti ripeto, fino ai punteggi importanti siamo stati in partita, con le palle che contavano veramente abbiamo fatto errori o scelte stupide, insomma.